Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo di Campobello di Mazara che è in cerca della sua anima gemella. Si chiama Cataldo, ha 39 anni ed è di Campobello di Mazara. Ciao Cataldo. Ciao, piacere Alberto. Allora Cataldo, dimmi tutto. Allora, io sto cercando una ragazza che mi sappia capire, che sia bella, simpatica, alta, 1,90 m. No, sto scherzando. Comunque, anche slanciata. Anche se 1,90 m non è un problema. Non guasta praticamente. Non guasta. Ma che mi sappia capire, io faccio il carpentiere, ho sempre lavorato, adesso faccio il netturbino, lavoro con la spazzatura, perché non mi sappia capire è normale, no? Bisogna precisare le cose. E niente, posso dire che tu sei nativa mi sto godendo l'estate per adesso. Alla fine di agosto finisco di lavorare con la spazzatura e mi metterò di nuovo a lavorare come carpentiere, muratore, quello che sia. Comunque, dimmi Cataldo, sempre che ho fatto. Tu sei originario di Campobello? Sì. Però calcolando dall'accento sei stato fuori magari a lavorare? Sì, sono stato fuori, ultimamente sono stato a Roma. Ascoltami, tu sei completamente singolo o sei separato? Sono separato. Separato, hai figli? No. Quindi separato senza figli. Sì. Da quanto tempo è che tu praticamente... Da 5 anni. Da 5 anni. Sono separato da 5 anni. Sì. E invece per quanto riguarda la tua ragazza ideale, da quanto tempo è che tu proprio non ce l'hai? Da un 7 anni. Addirittura? Sì. Cioè praticamente tu a 7 anni che sei singolo? Esatto. E 5 anni che sei separato? Proprio uscendo, come si suol dire, pazzo per trovare una ragazza che basta... Che possa rispecchiare magari... in me. Esatto. Diciamo una ragazza che non è piena di complessi, che non mi faccia delle paranoie, perché io sono un ragazzo emotivo che appena sento magari gridare mi altero un pochettino e quindi nascono delle discussioni e quindi vorrei che ci sappiamo capire, che sia calma soprattutto. Che sia calma anche lei, che mi faccia... E d'altronde in una coppia per andare avanti bisogna che ci sia uno calmo sul porto, perché se non ci sopportiamo a vicenda... Completamente, cioè finisce a cazzotti esatto, perché io vengo da una brutta esperienza e quindi penso che è una brutta cosa essere così. Io lo dico sempre, perché se tu giustamente tiri una pietra e lei te ne tira due e tu gliene tiri tre, va a finire insomma, che è andata all'ospedale la cosa non si può fare così, bisogna sopportarci un l'altro. Comunque io mi chiamo Cataldo, se vi piaccio il mio numero di telefono è 340 7528 413, oppure l'altro che non mi ricordo, che è qui Alberto ne ha preso nota. Vabbè, amiche telespettatrici, avete conosciuto Cataldo, ripeto, 39 anni di Campobello di Mazara, che è in cerca della sua ragazza ideale. Cataldo è un ragazzo, come vedete, praticamente... calmo, non è che sono... Solare, esatto, solare. Ti piace ballare? Chiaro, ballare, come se mi piace ballare. Ti piace andare in discoteca naturalmente? Sì. Ascoltami, come passi il tempo nella giornata? Quali sono i tuoi hobby? Per adesso passeggio dalla mattina alla sera con la bicicletta. A mare ci vai? Sì, al mare, oggi ho fatto il bagno, c'era un mare caldissimo, anche se voglio dire pieno di mareggiate, che c'erano poche persone, quindi ho fatto il bagno. Poi nei miei hobby lavoro, casa e chiesa.
Vabbè, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Cataldo, ripeto, 39 anni di Campobello di Mazara, che sta cercando la sua anima gemella. Per quelle di voi che volessero contattarlo, possono farlo, attenzione, tramite il suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Telefonate perché Cataldo è qui che aspetta, si vuole sistemare e cerca una ragazza appunto per una relazione seria, giusto? Normale. Va bene, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Cataldo. ciao ciao! Ciao.